in collaborazione con E sono sempre in Val Gardena, a Santa Cristina. Qua alle mie spalle siamo ai margini del paese e poi il Cor Riser. Su di qua ci sono alcuni masi molto antichi. In uno di questi masi ci aspetta la famiglia Paratoni. Perché? Alla fine ci siamo messi d'accordo per farci raccontare alcuni piatti tipici del territorio. Lasciamo scegliere a Gemma, ma poi parlerò anche con Klaus. Ce ne parlerà, io cercherò di farveli vedere e li assaggerò per voi. Cibo, cultura, territorio, vino e tradizione, tutto concentrato in un evento che si chiama Estate in Fermento. Mi trovo in Romagna, in terre romagnole, vedete questa vallata si chiama La Serra e questa è la tenuta Massellina. Parleremo di questo perché è una serata che ha voluto valorizzare i vini di questo territorio, ma soprattutto di questa azienda che ha diversificato la produzione. Il suono delle campane accompagna molte delle ore ritmate delle giornate al sud, in particolare in questa bellissima Puglia, in cui continuiamo a raccontarvi alcuni spunti e oggi da Mesagne ci spostiamo, andiamo qui vicino, Ceglie Messapica. E sono sempre in Val Gardena, a Santa Cristina. Il tempo adesso si è aperto, ma si alterna, è molto variabile, tra nuvoloni, piogge, poi sole. Prendiamo quel che viene, sono zone comunque molto belle, merita davvero girarle, a me piacciono molto. Ho fatto proprio adesso un giretto nel centro storico di Santa Cristina, piccolino, case che si vede che hanno una loro storia, merita. E poi si vede anche tutta l'espansione che col turismo Santa Cristina ha avuto. Qua alle mie spalle siamo ai margini del paese e poi il Cor Riser. Su di qua ci sono alcuni masi molto antichi. In uno di questi masi ci aspetta la famiglia Paratoni. E dai, andiamo a raggiungerli. Ed eccoci, siamo nel maso di Klaus e Gemma che ci hanno ospitato per raccontarci un po' di storia del loro maso e poi con Gemma andremo anche in cucina a far vedere qualche piatto, vero? Ci farei vedere qualche cosa. Ma raccontami un po', il maso Paratoni è sempre stato di famiglia, mi dicevi, vero? Sì, diciamo da 10 generazioni di famiglia. Mio padre ci è nato e noi abbiamo iniziato a ristrutturarlo nel 2011. È stata una scelta importante perché poi ristrutturare il maso ha comportato anche per voi un po' un cambio di vita, perché facevate entrambi altre cose, vero Gemma, vero Klaus? Facevate altri lavori in definitiva. Cosa facevate? Io lavoravo come collaboratrice pedagogica nell'asilo. E tu Klaus invece mi dicevi che facevi un lavoro bellissimo. Io facevo lo scultore. Scultore del legno. Del legno, sì. E comunque sempre vivevate sempre comunque qua in zona, eravate sempre qui vicino, però il salto c'è stato lo stesso perché vi siete buttati in questa appunto avventura bellissima, ma di ristrutturare un vecchio edificio. A questo avete unito il fatto di avere creato una nuova attività. Era proprio quello che sì, ci stava a cuore, quello che pian piano, passo dopo passo, è diventata questa attività. Neanche, sì, l'idea c'era, però non sapevamo come realizzarla. E facendo, pian piano, si vede. Dunque è stato un inizio in realtà quasi che è nato da sé, non era neanche stato da subito pianificato tutto per com'è adesso, è stato fatto quasi un passo alla volta, volete dirmi? Sì, Sì. Gradualmente. Un passo tirava l'altro.
all'inizio sì, c'era il bisogno di ristrutturare, poi si aggiungeva sempre un'altra idea, facciamo così, così pian piano siamo arrivati a questa attività. E avete i figli anche che vi stanno seguendo, vi aiutano anche loro per quanto possono, insomma sono un po' qui con voi che tengono dietro l'attività di ricezione, no? Di ristorazione, vi aiutano ai tavoli, mi dicevi. Sì, sono in casa tutti e tre a turno, alla sera ci aiutano e anche di giorno. In più avete del bestiame, avete qualche capo di... quanti capi bovini avete? Abbiamo 3 capi bovini, 3 mucche da latte e al momento anche 3 vitelli, per cui prendiamo il latte, lo centrifughiamo, facciamo il burro, il formaggio. Dunque avete dei prodotti vostri e poi avete anche del terreno, immagino, sfalci da fare, Sì, lavoro sì, di... lavorare con la falce qui a casa, poi anche ancora un terreno del vicino, poi andiamo in montagna quando è in agosto a tagliare, abbiamo un pezzo di terreno su. Ho capito. C'è da fare. Sono giornate intense, Sono giornate intense, veramente. Comunque sono convinto che siano piene di soddisfazione, vero? Insomma, lo rifareste? Sì, lo rifaremo. È bello. Sì, è bello. Ok. Sì, sì. Oltretutto mi dicevi che è tutelato, è vincolato questo maso. Sì, è tutto alleato. Perché è antico, proprio. Sì, è molto antico, è del 1232 ed è Del 1000? 232. Caspita. Sì, quasi 800 anni adesso. Dunque ha una storia veramente, e però come dire negli ultimi secoli, dunque mi dicevi, si sa per certo che questo grande edificio veniva diviso da 4 famiglie, 4 quindi famiglie, sì, in tutto c'erano 41 persone che abitavano in questa casa e nel pezzo dove noi abbiamo fatto adesso il piccolo ristorante c'erano 36 persone con 2 famiglie. e ci si scaldava con le stufe che vediamo anche lì alle nostre spalle. Sono queste che davano il calore a questi ambienti nella storia di questi masi. C'erano diverse di queste stufe in questi edifici, una per ogni famiglia. Quante ce n'erano? Sì, una per ogni famiglia. E dunque una di queste stufe scaldava un nucleo familiare Sì. e scaldava il nucleo familiare nell'ambiente, mi dicevate, della stube, che è equivalente al soggiorno. Sì. Il soggiorno. Dunque quando se ne va a dormire in realtà era un ambiente più freddo. Molto più freddo. Mio padre racconta che la mattina c'erano i ghiaccioli nella stanza che venivano giù dal soffitto. Si faceva, era proprio una tradizione fare il pane tutti insieme, tutte le 3 famiglie, e si faceva solamente 2 volte all'anno, si faceva il pane una settimana intera, giorno e notte. Era proprio anche un periodo quando si finiva di fare il pane, si faceva festa, si ballava, si faceva musica. E mio suocero spesso mi raccontava come uno aveva le tavolette di legno, uno aveva le pezze, uno aveva le pale, così si aiutavano l'un l'altro e c'era proprio tutto un rituale. Iniziava la prima famiglia, la seconda famiglia, la terza famiglia e era una festa e un lavoro pesante. Spesso si chiedevano anche degli aiutanti che venivano proprio a impastare, c'erano gli uomini che impastavano e che sapevano fare questo lavoro, che andavano anche da posto a posto a aiutare a fare il pane. E un altro aneddoto, ad esempio, che mi raccontavi tu, Klaus, era invece sui campi, la gestione del fieno. Sì, perché d'inverno quando il fieno stava finendo si andava su con la slitta in montagna, perché quasi ogni famiglia aveva un piccola baita su in montagna con dei prati dove tagliava l'erba e poi il fieno veniva messo nei fienili e poi d'inverno si andava su con la slitta a prenderlo per le mucche e molte volte aiutavano anche i vicini e si aiutavano a vicenda, si prendeva la slitta, si andava su a piedi, si caricava sulla slitta maggior parte delle volte 2 lenzuola piene di fieno e poi si portava giù. Klaus, questo è un libro che raccoglie tante vecchie foto qua della zona di Santa Cristina, dove c'è il vostro maso. Ad esempio in questa foto lo vediamo, il maso è questo qui, vero? Sì, è questo qui, sì, questo è il maso dove ci troviamo adesso. Questa foto è del 1940 e si vede, diciamo, mancavano tutte le case intorno. C'erano i campi dove c'era il grano, patate. Gemma, Klaus, siete gentilissimi, che dirvi. Io vi ringrazio per l'ospitalità. Adesso rapisco Gemma che andiamo in cucina a far vedere qualcuno dei vostri piatti e poi io in realtà domani sera vengo anche ad assaggiare. Dunque, insomma, ho una doppia fortuna. Dai, va bene. Allora, andiamo in cucina e parliamo dei tortelli agli spinaci.
Abbiamo scelto questo piatto sia perché è proprio della tradizione più antica, ma anche perché ha la particolarità di usare non solo spinaci come noi li intendiamo comunemente, ma anche il buon Enrico. Sì. Cos'è questa? È un'erba spontanea, mi raccontavi? Sì, è un'erba selvatica che cresce qua nei prati e c'era proprio l'usanza, soprattutto la domenica, si andava a raccogliere il buon Enrico, si condiva e si facevano i tortelli al buon Enrico, che ha un sapore un po' più amaro che gli spinaci. Ho capito. Allora, noi ci siamo messi un po' avanti perché abbiamo già realizzato l'impasto e il ripieno, no? Sì. Dove ci sono gli spinaci. Come è realizzato l'impasto? Quali sono gli ingredienti di questa? Qui ci ho messo la farina di frumento, la farina di segale, un uovo, poco uovo, un po' d'olio d'oliva, un po' di burro e sale. Semplice semplice. Perfetto. Dunque si va a stendere questo impasto per ottenere una sfoglia, quindi. Per ottenere una stoglia sottile sottile e anche una variazione con i crauti. D'inverno soprattutto si facevano con i crauti. Ah, ok. Quando non era disponibile lo spinacio. Sì, Perché mi dicevi poi quando i prati sono giunti al momento dello sfalcio non si ha più neanche il buon Enrico perché No. fa parte delle erbe del prato. sì. L'abbiamo già detto, sì, vero che quali sono i cereali e farine, di che cosa sono composti? Frumento e segale, 2/3 frumento e 1/3 di segale. Così la pasta col segale diventa un po' più elastica. Un po' d'olio e un po' di burro, sì. Ah, ok. Oppure si può anche mettere invece dell'olio la panna. Quello sì, si usava anche. Ecco, adesso la sfoglia è fatta. È sufficientemente sottile, imperfetta, non c'è nessun buco, si vede che c'è l'abilità di chi ama la cucina. Adesso questa è la grandezza, adesso taglio i tortelli. Poi so che mia mamma li faceva proprio grandi, grandi. Quindi si sono rimpiccioliti nel tempo. Sì, sì. O c'è chi li fa ancora? Voi in famiglia li fate ancora così No, grandi? li faccio piccoli, forse più comodi da friggere, da... Sì, da muovere. Sì. Qui c'ho adesso gli spinaci e il buon Enrico. Come li avevi preparati questi? Sono lessati? Sono lessati, poi si fa il soffritto con cipolla, aglio, burro e si mette un po' di farina e un po' di latte, perciò diventa un po' bianco così. Diventa cremoso. Sì, Sì, cremoso. Per amore proprio di questi luoghi, ma della cucina, no? Da parte tua mi dicevi che c'hai questa passione per quello che è la preparazione dei cibi secondo la tradizione, che l'hai sempre avuta questa passione. Sì, mi sono affascinata proprio dai piatti tipici, piatti antichi. Sì, Penso che ti dia soddisfazione, vero? abbiamo un menù fisso e di regola vedo che va bene, abbiamo uno estivo e uno invernale e proprio abbiamo scelto i piatti più tipici che si preparano d'inverno, quelli estivi e proponiamo quelli, non c'è altro. E adesso i nostri tortelli ho visto che sono pronti, quindi questi sono pronti per essere fritti? Sì, In olio? in olio d'arachidi. Adesso È stato come dire di prova. Ho capito. Hai verificato che la temperatura dell'olio è giusta. esatto, adesso E questi vanno mangiati caldi. caldi, invece. sì. Questi Si non- possono anche mangiare freddi, anche freddi. però caldi sono più croccanti. Ed ecco che abbiamo preparato, pronto per essere mangiato, il tortello di spinaci. Si mangia così con le mani, non si taglia Si con... prende su e si addenta come se fosse da noi nella nostra regione una crescentina. Qua prendi il tortello e
lo mangi così, Sì. tal quale. E quando si facevano così grandi come mi raccontavi che venivano fatti una volta, niente, a due mani si prendeva sul tortellone. Sì, si strappavano a pezzetti e si mangiava anche con le mani. Sì. Ok. Infatti tanti lo fanno, noi diamo le posate, però diciamo sempre agli ospiti, tradizionalmente viene mangiato con le mani, è più buono. Ok, nessuno come te, adesso me l'assaggio anch'io. Certo.